Non stiamo parlando di un reato, l'ha detto anche questione Zaia oggi, stiamo parlando etica, di una questione di inopportunità. Sì. Sul tema etico potrebbe anche essere interessante costruire, redigere un codice etico, visto che parliamo del campo dell'opportunità. Invocata da giorni, la parola del commissario della Liga Veneta sul caso Fregolente arriva in diretta a Ring. Ieri sera Alberto Stefani ha chiarito che la posizione della senatrice, che ha beneficiato del bonus comunale come aiuto per pagare i centri estivi del figlio, verrà valutata, il caso discusso, ed è evidente che il fatto impone al partito di tutelarsi, istituendo finalmente in politica un codice di comportamento, quasi a dire che il ruolo va conquistato ma anche meritato. Il partito che ha la maggioranza in Veneto inizia così a mettere i primi paletti e a liquidare ogni possibile polemica o contestazione. Io ripeto, non ho tempo per fare polemiche e le questioni le si affronta, è giusto affrontarle nelle sedi opportune, come è doveroso affrontare. I militanti sanno che i commissari all'interno della Liga Veneta sono esistiti. Io tra l'altro sono stato il commissario che Gianantonio D'Arè ha nominato su Venezia. Stefani esclude la rivalità tra il leader Matteo Salvini e il presidente Zaia, minimizza sull'assenza dei sottosegretari a Roma, ma soprattutto lancia un messaggio preciso ad un esponente di peso del territorio come l'europarlamentare Gianantonio D'Arè, negando che le sue dichiarazioni abbiano dato voce al malessere della base. Ne parleremo chiaramente nelle sedi opportune del fatto che le polemiche è meglio farle nelle sedi opportune che farle chiaramente sui giornali. È una delle prime regole che viene insegnata a chi ottiene la tessera militante, no? Quella di non fare polemiche e di guardare avanti.